Stiamo concludendo le nostre valutazioni, io con il mio team e con i vari sostenitori, diciamo, partiti e non, e venerdì arriveremo a una conclusione di quale sarà anche l'impostazione della squadra. Io non escludo di poter partecipare anche con altri ruoli, non lo so. Ospite del vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino al Ring, Giorgio De Nardi annuncia che scioglierà venerdì le riserve sulla sua candidatura a sfidante di Mario Conte per la poltrona di sindaco di Treviso e anche se mantiene un velo di dubbio, le sue ultime mosse, l'incontro con il primo cittadino di Padova Sergio Giordani e con quello di Verona Damiano Tommasi sono quelle di un apprendista candidato che ha già una chiara idea di città, a cominciare dal tema della pedonalizzazione. Secondo me pensare a una progressiva chiusura e una trasformazione dei parcheggi in aree verdi, per esempio, sarebbe una cosa... E dove si mettono le macchine per arrivare lì e Le macchine pieni? devono essere contenute da dei parcheggi molto importanti che stanno fuori mura e che magari sono collegati anche con dei bus elettrici che fanno frequentemente la spola tra i parcheggi Quindi esterni. l'intero mura tutto pedonalizzato, circa? Fondamentalmente, progressivamente sì. 62 anni, 4 figli, un passato da calciatore, De Nardi parla di sicurezza, sanità, ambiente e del campo largo che vorrebbe intorno alla sua figura. Il PD, le liste civiche e tutti gli elettori dice che si ritroveranno nella sua visione di sviluppo. È il momento dei civici, si chiede proprio sui social, con la ferma intenzione di portare in amministrazione la sua esperienza di manager e imprenditore. Che pensa di Mario Conte? Ma è un buon amministratore di condominio, sta facendo... Un buon amministratore di condominio? Sì. Io l'ho visto anche alla riunione degli imprenditori quando c'è stata la fusione Padova-Treviso-Venezia, è stato tra i sindaci quello più brillante. Però devo dire che ha parlato di rugby, non ha parlato di progetti. Io mi aspetterei da un sindaco di capire dove vogliamo andare. De Nardi non le manda a dire, dunque la campagna elettorale si preannuncia spigolosa, ma Treviso conclude ha bisogno di una visione a lungo termine. Questo è il mio obiettivo. Treviso potrebbe e dovrebbe diventare la città dove la qualità della vita è al primo posto in Italia.